Elena Gasparin, quest'oggi si chiude questa bel mese, no? Che si è vissuto a Cormons e dintorni alla scoperta di un fiume tutto particolare perché da dove nasce, dove sfocia, ha sempre qualcosa di unico, no? Nel suo genere. Sì, è stata una bellissima esperienza. Noi abbiamo voluto portare l'attenzione su questo fiume, su questo territorio alla fine che è abbastanza sconosciuto, no? Perché l'Alta Valle dello Iudrio è poco, se vogliamo dire, poco vissuta ed è molto incontaminata e molto affascinante, ma tutta la parte, diciamo, dello Iudrio è interessante, no? Appunto è un fiume definito internazionale perché fa da confine, nasce tra l'Italia e la Slovenia e ha sempre fatto tutto sommato da confine, perché se pensiamo alla sua storia tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, tra l'Austria e l'Italia, tra la Serenissima e i Conti di Gorizia, e quindi ha tanto da raccontare, però a noi interessa come associazione focalizzare l'attenzione su questo bene per noi tanto prezioso e abbiamo pensato di farlo anche attraverso un modo ludico, attraverso quelle che sono le arti, anche la pittura, la musica, il fatto di anche affrontarlo dal punto di vista scientifico con una conferenza e attraverso i suoi personaggi che anche tutto sommato hanno animato tutto questo territorio, pensiamo a Francesco di Manzano. E quindi c'è stato un mese intenso che ha visto sia la presenza della mostra qui all'interno del Museo Civico del Territorio di Cormons, che appunto è stata dedicata al fiume e è fatta da artisti molto interessanti, tra l'altro artisti molto attuali, se vogliamo, come Roberto Cantarutti, Arianna Ellero, Enzo Comin, Vania Mervic, quindi sia italiani appunto che sloveni. E poi appunto con 2 giorni dedicata proprio nel borgo di Giassico, ma perché? Perché Giassico proprio lì si affaccia sul fiume Iudrio e devo dire che ha un suo fascino, una sua storia del tutto particolare. E quindi abbiamo deciso di avviare questo progetto che con molto orgoglio ha visto la partecipazione di tante persone e noi desideriamo che diventi un appuntamento proprio fisso, annuale, una sorta di topolò se vogliamo dire, sì, si ambisce a questo, forse è anche sicuramente un obiettivo ambizioso ma secondo me fattibile, anche proprio nell'ottica di Gorizia 2025. Per noi diventa importante perché appunto Gorizia 2025 non è solo Gorizia, ma è un intero territorio che è la nostra regione e quindi la nostra regione ha un'opportunità molto importante in questo momento, deve giocarsela bene. Poi soprattutto questi eventi, come hai sottolineato tu, servono proprio a questo, no? Cioè quello far conoscere il territorio perché il Friuli Venezia Giulia è turismo in primis, poi tutto il resto arriva in secundis. Sì, è turismo, ma perché il turista venga qua ha bisogno di tante cose. Noi sappiamo che fare turismo diventa sempre più complesso oggi come oggi e quindi nel momento in cui il turista viene deve trovare tante cose e deve innamorarsi di un territorio perché arriva ma deve essere anche portato a ritornare e nel momento in cui penso che possa incontrare delle realtà come la nostra che hanno qualcosa da raccontare e hanno una storia anche da trasmettere, che diventiamo noi stessi storytellers, ecco che abbiamo un ruolo fondamentale e le associazioni possono fare tanto in questo senso. Certamente non sarà solo questa l'iniziativa 2023 perché ci sono tante altre in cantiere, no? Sicuramente sì, perché comunque noi continuiamo a fare le camminate, le presentazioni di libri, facciamo diverse attività ormai da diversi anni e anche partecipiamo, ricordiamolo, ai tavoli tecnici del contratto di fiume, perché questo è una grande sfida da portare avanti, no? Che si tratta appunto proprio di mettere insieme diversi soggetti, sia pubblici che privati, proprio per tutelare, ma valorizzare lavorare in modo olistico proprio per questi corpi idrici che appunto oggi come oggi, se pensiamo al bene acqua, diventano veramente preziosi. Complimenti e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie di tutto. Arrivederci. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti